Oh, bene, 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 bene. Ci siamo, ci siamo, ci siamo. Allora. Ok. Ok, c'è già un qualche pazzoide, c'è già. Ciao Game One, ciao Football TV. Ciao Matteo Bellucci. Ok, sistemato tutto. Perfetto. Sul tablet. Siamo già in 17 pazzi, molto bene. Ciao Alex Massa, ciao Apicella, ciao Buonapera, buona domenica anche a te, ciao Pigno, ciao Game One, Alberto Drums, Sferius, Nicolò Recalcati, Darkstar, Vittorio Lombardi. Sì, sì ragazzi, è passato bene il compleannus. Passato bene, grazie. Con un bel regalotto in più, una bella 1080 e me la godo. Me la godo veramente a cannone. Qua stiamo sistemando il tutto, ragazzi. Purtroppo l'ultima gara è saltata con la diretta dell'altra volta che abbiamo stravinto. Adesso, ragazzi, le classifiche. Ciao Nicolò. Ciao Alberto Scarparo. Abbiamo 45 punti di vantaggio nella costruttori e 46 nella piloti. Stiamo portando a casa un qualcosa che va al di là, sinceramente. Speriamo bene, speriamo bene. Ciao Lorenzo Lover, ciao Maurizio Michelotto, me lo godo il Michelotto. Ciao Daniel Andrew Madweller. Grazie vecchio mio. Ta 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 ta. Tra poco cominciamo ragazzi, perché siamo in una condizione devastante, è nelle nostre mani la vittoria. Ciao Michele Magon, è veramente tutto nelle nostre fottutissime mani, eh. Ai ai ai. Mi godo Nicolò, l'ho detto, mi godo il Nicolò. Ciao Andrea Salvo, ciao Giuseppe De Magistris. Ai ai ai. Come ho detto anche l'altra volta, solo su PES uso il programma OBS, quello con i banner per le donazioni e tutto quanto, mentre su Motorsport e gli altri giochi no, ecco, perché mi dà più problemi anche con giocare in finestra e tutto quanto. Buono. Tu. Oh, bene, che grande Massa. E grande Pippo Massa. No, no, non ho festeggiato con i puttanoni, no, 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 sono un bravo ragazzo io. Ok, Apicella, che torni sono svegliato che è tardi, quindi ho fatto un po' così alla cazzo. Ciao Luca Silveri. Tu. Grazie Luca. Boh, dai, direi di partire perché voglio giocare. Andiamo avanti, dai. Allora. Buonissimo. Stiamo sviluppando il motore. Tutta una nuova votazione alla Global Motorsport Manager stavolta. Motorsport. Sessione di pratica corte. No, perché? No, 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 votiamo contro. Votiamo contro questa cosa. Ciao Jacopo Amici, ciao Aeronautica Channel. Votiamo contro. Passa alla fine. 4, no. Ok, perfetto, abbiamo vinto. Molto, molto bene. Anche se questa è l'ultima stagione comunque, quindi. Ma non ho visto Sanremo, ho saputo solo insomma, della vittoria di Stalti, di Gabbiani. Cazzo è, cioè. Un po' ridicolo sinceramente, però va bene. Segui il rugby, lo seguivo, adesso mi ha rotto un po' le balle, sinceramente. Ok, abbiamo già la gara adesso, ragazzi. Miglioramento affidabilità completatus, perfetto.
perfetto. Perché non possiamo ancora montare, quindi possiamo fare ancora un cazzo. Ok. Ok, sono contento Alberto. Consumo gomme molto alto, carburante basso, quindi dobbiamo stare un po' attenti alle gomme. Va bene, seleziona gomme. Mettiamo sempre... Mettiamo così. Ma sapete che io con le gomme, con la mescola più dura difficilmente le uso pochissimo. Ok, monta componenti, teoricamente abbiamo già tutto montato, però controlliamo. Allora, ok, perfetto, 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 qua siamo 1400, beh cazzo sì, quindi a Surikov gli cazziamo questa, molto bene, e qua mettiamo questa, bene abbiamo dei componenti devastanti ragazzi, me li godo tantissimo. Oh, ciao, ciao il Bode. È arrivato il buon Bode, quindi con il Bode siamo tutti un po' più tranquilli. Il signor Bode. Ciao Nicolò Azteni. Ok. Il nostro piccolo Bode. Un uomo, una garanzia. Ciao Paolo Calabrese. Ok. Setup vettura. Qua cambiamo solo le cose così, dopo miglioreremo il tutto dopo. Ok. Perfetto. Buono. Sì, vai di prova libera, che è sempre fondamentale, ragazzi. Ciao Ultra World, ciao Gigi Palla, ciao Ed Pere. Sì, Pro Cycling devo preparare un po' il tutto, ma siamo quasi pronti, ragazzi. Siamo quasi pronti per Pro Cycling. Un gioco amato dal Bode, soprattutto. Un gioco stra-amato dal Paolo Bode nazionale. Assetto gara, ok. Andiamo a fare ste cazzo di prove libere. Ciao Federico Loverde, ciao Galaxy 94. Il Kuma sta caduto in montagna, speriamo, dai, speriamo. Speriamo ragazzuoli, speriamo. No, la Makarova mi ha rotto i maroni, fioi. Ha fatto troppi errori, la Fox l'ultima gara ha fatto un secondo posto incredibile e la premiamo la Fox. Eh sì, lo amo da morire. Sì, lo so, il Bode è proprio innamorato di Pro Cycle, è un gioco devastante. Sex Bode, la Sex Bode. Ciao Alex LOL. Ok, speriamo di cercare di riuscire subito a sviluppare il tutto. Le varie gomme e assetti. Passiamo a Silverstone praticamente. Se poi sono sempre un po' una rottura di coglioni, ma sono fondamentali poi per riuscire a fare una buona gara con gli assetti e le prestazioni migliorate nei vari pneumatici. Ciao Giovanni Puglisi. Dai, che una volta che finiamo questa stagione poi abbiamo la stagione con i loghi ufficiali, tutto quanto, là sì che ce la godiamo, eh. E qua siamo già a livello 3 praticamente, molto molto good. Ai ai ai. Beh, è chiaro che ti saluto Alex LOL, ci mancherebbe anche altro sinceramente. Vai, vai, Bode, vai.
Eh sì, abbiamo già penato alle squadre. Sì, sì, abbiamo già penato, ragazzi, è ufficiale. Io e il body abbiamo già penato le squadre e me la godo sta cosa. Giusto, Bode, ma noi peniamo però. Noi non pensiamo, ma peniamo. Che è là il noccio della questione. Ciao Michael Bertolo. Ciao Dio Pontatus. Ok, allora. Ok, avevo un assetto che fa veramente cagare. Questa cosa non me la godo, sinceramente. Grande Bode, signori. Dove c'è Bode c'è casa, c'è poco da fare. Abbiamo sempre pensato questo. Sempre pensato. Aspetta un attimo. Ok, allora valutiamo. Forse così? Ok, assetto gara, 3 giri, scelta gomme, queste qua. E vai power. No, ok, quello l'ho messo. Mm. Ciao Vittorio. Ecco, vittoria. Ma ragazzi, il body oggi è veramente inspiration. Inspiration proprio. Oggi il body me lo godo veramente, veramente tanto. Me lo godo. Allora. Proviamo così. Prima volta è sempre dura con gli assetti. Vai. Eh sì, Darkstar, è vero. Quintana era un porco, sì. Nicolò, ti ringrazio sempre, sei sempre gentilissimo. Il bode non sa scrivere con questa tastiera perché il bode è un po' porco. È veramente un po' porco, il dolce bode. Allora. Oggi il bode è un po' come quel giorno su Flight Simulator con le montagne, che lui vede ancora le montagne, eravamo ormai in Spagna. Grandissimo bode, il the best of Paolo Bode. Ciao Mattias Ballista. Eh sì, Quintana era veramente, veramente forte. Concordolo. Concordolo, ragazzi. Che body, signori. Un body in grande spolvero quest'oggi. Certo, l'ha lasciato là il body. Il vocabolario quindiano, un grandissimo vocabolario, altro che Zanichelli. Ok, abbiamo già sviluppato anche il livello 2, ma sto andando veramente bene con lo sviluppo. Molto good, ok. Adesso vediamo Mam. No, calma perché stiamo veramente completando un assetto di merda. Ai 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 ai. Ai 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 ai. Allora. Vediamo un po'. Siamo nell'area, facciamo così. Così. Facciamo così. E così è l'unica, ragazzi. Ma siamo messi veramente male. Ok. Dio Pontatus, chiaramente. Assolutamente. Madonnina del Signor. Ok. Proviamo così. Vai. Mamma mia, ragazzi, che assetti un po' curiosi. Bode sta per Best of Dreadream. Assetto un po' curioso, sì, concordo. Concordo, ragazzuoli. Ma io non sono né diventato né sono nato, sono un cumendone, basta.
Basta essere un comendone per essere a posto. Ultima parola Fioi. Sì, Pasquale. Ok, quarti a none. Assetto un po' così però ragazzi. Best come in the world. Bravissimo, bravissimo. Me li godo questi ragazzotti. Me li godo, me li godo. Allora, facciamo super morbide e da qualifica. Super morbide e da qualifica. Vediamo sti cazzi di setup. Allora. Facciamo così. E così. Vediamo se può andare, però difficoltà nell'assetto, purtroppo. Un assetto un po' difficoltoso. Ok. Vai, vediamo cosa combiniamo. Risultato istantaneo. Anche Paolo Bode, beh certo. Jam Session come Diana, assolutamente. Ok, secondi e settimi. Va bene, va bene, va bene. Non c'è male. Dove c'è il Bode c'è casa, c'è certo. Picca in cume, madonna, quante ce ne sono. Oddio, ragazzi, mamma mia, quanto siamo presi male tutti quanti. Ok. E ok. Setup della vettura. Siamo messi un po' di cacca, però, Vabbè, quest'anno proprio il setup non riusciamo. Sta gara. No, aspetta un attimo. Gomme. 11 laps. Ok, perfetto. E qua lo stesso. Qua proprio non riusciamo a trovarlo. Che cavolo. Buono. Vai. Quanti giri qua? Lui ce la fa per 12, quindi mettiamo 12. E ok. Buono, buono. Partiamo a bomba. E dopo chiaramente andiamo più piano. Vai ragazzi. Perfetto. Salviamo. Non lo so, GP4 è un po' dura adesso, è sempre meno compatibile purtroppo. E si parte ragazzi, vediamo la partita di Surikov. E già Surikov, mamma mia, Giampaolone e Surikov signori. Mamma che Surikov, ciao il prega. Grazie prega. E subito Surikov è partito a bomba signori. Mamma mia Surikov. Ok. Possiamo già andare così. E la Molly è quinta, vai Molly che è meglio, molto meglio della Makarova che si è veramente rimbambita il cervello. Ma che bello, Nicolò ci finanzia con la creazione del dizionario, me lo godo. Vai Fox, vola per noi. Ciao Stefano Tonella. E forza Scuderia Rossini, mamma mia ragazzi, anche la Fox è seconda. Abbiamo creato la macchina perfetta ragazzuoli. Surikov ha già finito la gara probabilmente. Grande Suri. Ciao Pasquale, me lo godo. La Makarova tromba troppo purtroppo, sì è vero. È sempre stato un suo problema. Mamma mia, Surikov, che pilota che abbiamo acquistato ragazzi. Mamma mia che roba. Mamma mia, comunque che la Fox seconda, ormai la scuderia ha preso veramente il largo. Speriamo bene, cazzo. Beh, se il tuo compleanno, Nicolò, mi sembrava che anche l'altro giorno, però vabbè. Comunque, augurissimi Nicolone. Infortunio per troppo trombamento, ci sta, ci sta. E la Sharp muta la Sharp. La Sharp è sempre muta, ragazzi.
Comunque oggi se mi girano le balle posso fare anche PES dopo la sera, raga. Quindi doppia live, vediamo adesso. Adesso valutiamo il tutto. Possiamo andare un po' avanti su motorsport perché devo cominciare quella con i loghi ufficiali. Schianto per Ebon. Attenzione, incredibile. Fuori la Fox, incidente che non abbiamo visto con Tyler. Ma puttana troia. Subito brutto colpo di scena. Fuori la Fox. Non ci voglio credere. Ai 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 ai. Per la costruttore è un po' un problema questo, eh? Non ci voleva proprio. Buongiorno Giampaolo. Peccato, incidente tra la Fox e la Tyler non visto. E si ritira la Fox. Ai 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 ai. Adesso dobbiamo stare veramente attenti. Tanto su ricove primo. Purtroppo è andata così, ragazzi. Non è colpa nostra. Tra poco andiamo ai box. Andiamo adesso ai box. Pit stop. Vai di morbide. Allora, carburante. Le morbide tengono per 16 laps. Cazzo, però. Per pochissimo. Che sfiga, oh. Allora, proviamo a fare sta cosa. Mettiamo 19 al posto di 16. Componenti ok. E veloce. E vediamo se riusciamo a tenere le gomme per un po' di giri. Vediamo se è possibile fare sta cosa per non andare più ai box. La vedo duretta, però il cume ci prova. La Fox purtroppo ogni tanto fa di quelle cappelle. Risparmio. Andiamo più veloci col motore. Vediamo se riusciamo a fare sta genialata. Ok, noi siamo ancora primi, chiaramente. Il motore lo possiamo spingere perché abbiamo un po' di carburante in eccesso. No, in realtà neanche tanto, quindi teniamolo così. Vediamo se riusciamo a tenere per almeno 3 giri le gomme così. Ciao Michele dell'Aquila. Ciao Dannix. Peccato, peccato. E infatti gli altri hanno optato per le gomme medie. Qua speriamo bene, ragazzi, speriamo bene. Ciao Stefano Ruggi, bravo che sei la maestra. Ieri c'era un casino a maestra ieri, cazzo. La Makarova, adesso ritornerà la Makarova perché la Fox si sarà infortunata, chiaramente il puttanone obeso. Ok. Cerchiamo di tenere qualche altro giro. Almeno un altro e poi vediamola, ma la vedo comunque duretta, eh. La vedo abbastanza dura. Ok, e ne facciamo un altro così. Stiamo perdendo però, eh. Grazie, Nicolò. Facciamo l'ultimo giro con risparmio e poi andiamo su normale. Vediamo se riusciamo a... Se questa tattica ci permette di non fare più soste. Sarà durissima, però proviamoci. Dai, Suri, devi vincere, cazzo. Vai, Suricotto. Il nostro Suri. Il nostro mitico Surikov. Ecco, grazie, Bode, l'indiscusso. Mamma che Bode. Ciao Pipitone, ciao Federico Roverde. La lode del Bode, assolutamente, ma il Bode, ragazzi, è quel qualcosa che va al di là, ragazzi. C'è poco da fare. Comunque abbiamo le gomme migliori, noi sono una... come si dice? La Sharp sta spingendo però forse, eh. In realtà solo col motore, la Sharp a 6 secondi, attenzione, eh. Dobbiamo stare molto attenti in questa gara. Dobbiamo stare molto molto attenti. La Sharp è a 5 secondi, devo valutare bene cosa fare adesso, eh. Il Bode senza il cume incompleto, assolutamente. Mancano 10 giri, 10 laps. 10 fottutissimi laps. E le gomme non sembrano tenere, eh.
A questo punto devo spingere per forza, ragazzi, perché devo andare ai box, non tengono 10 giro, 56%. A sto punto devo spingere, devo fare un'altra sosta. Qua forse ce la giochiamo la gara, ragazzi, io ve lo dico. Il primo posto è duro. Grande VOD. Sì, devo cercare di spingere al massimo perché devo fare sicuramente un'altra sosta, purtroppo. Che troia. Ok, sto recuperando qualcosina. Abbiamo il 43%. Che miseria. Ok, dai. Comunque il secondo posto teoricamente è sicuro. C'ho la Sharp, è forte. Siamo a 10 secondi. Stiamo cercando di guadagnare per fare la sosta, perché la dobbiamo fare per forza. Mancano 7 laps. No, ma questa forse la becchiamo lo stesso. Speriamo. Speriamo, ragazzuoli. Andiamo ai boxer. La possiamo mettere le soft. Le super soft. Mancano 7 giri. Ok, e veloce. Lotteremo con Zoe Sharp. Dai, Kuma. Ok. Dai, 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 dai. Siamo secondi, chiaramente. E adesso vediamo, possiamo spingere con le gomme, chiaramente. Dai, devi pompare, Surikov, devi pompare assolutamente. Ce la possiamo fare, se vogliamo. Cioè, non mi sembra impossibile. Mettiamo anche le gomme al massimo. Possiamo anche permetterci di mettere le gomme al massimo, dai, ragazzuoli. Siamo già a 2 secondi, siamo già a 2 secondi. Eccola qua Zoe Sharp. Ce la dobbiamo prendere sta stronza. Mancano 4 giri. Mancano 4 laps. Eccolo qua Surikov come un porco depravato. Dai Suri, dai Suri. Dai Surikov, porca miseria, una macchina migliore. C'è il sorpasso, però ancora la Zoe che ci prova. Molto bene, mancano 3 laps. Grandissimo Surikov, strategia perfetta. Yes, adesso dobbiamo solo gestire. Possiamo mettere uno stile di guida normale, non rischiamo che l'incidente. 5 laps alla fine, grandissimi. Molto molto bene. Vai Surikov. Regalaci la prestazione della vita. Ultimo giro per Surikov. Peccato veramente per la Fox. Il Kuma invece ha azzeccato alla perfezione la strategia. Grandissimo veramente Surikov. E si va a vincere un'altra gara, ragazzi. Sta maturando per Surikov e per il Kuma. L'ennesimo successo. Attenzione, ultima chicane. Ed è ancora vittoria per Surikov. Yes! Well done! Blowjob! Yes! Altra vittoria, ragazzi. Very compliment a tutti. Very compliment. Molto bene, molto molto bene. Qua stiamo ipotecando, signori, Qua il Kuma sta letteralmente ipotecando. Mamma mia che Surikov, mamma che Suri. Mamma che Suri. Ok. Perfetto. Molto bene, molto molto bene. Qua Surikov ha più 53 punti, ragazzi, E nella costruttori più 52. Stiamo letteralmente dominando. Very compliment. Oddio. Molto bene. Altri soldini che arrivano a San Pieni di Soli. Mamma mia. Cosa stiamo combinando, ragazzi? Ok, perfetto, perfetto. Allora, aggiornamento condizione vettura, intervista
Accetto l'integrante vittoria per Surikov. È un pilota di talento immenso. Ha buone capacità il puttanone della Fox. Ok. Spalla lussata. Va bene, ora dobbiamo andare. Piloti. Allora, il secondo pilota lo stiamo girando ogni volta, purtroppo. Ok. Ok, ritorna il duetto russo. Regressione, promozione. Qua, monoposto. Non possiamo mirare i componenti. Ciao, ciao Tom, FIFA Player. Ciao Yassir Mutir, spero sia questa la pronuncia. Grazie Yassir. Ok, ok. Sì, hanno veramente l'integrità fisica di Pato, concordo. Monta componenti. Allora, adesso avevo qua il 100%. No, allora, migliora componenti. Ok, a livello di prestazioni. Allora. Qua siamo a posto. Qua siamo a posto. Qua possiamo migliorare questa. Sicuramente. Qua si migliora questo. E anche questo, che però non possiamo migliorarlo perché abbiamo già questo, quindi miglioriamo qua. E a posto. Allora. Ciao Simone Mantoan. Ciao Gigi Redi. Ciao Marco Sorrentino, Amedeo Doni. Allora, monoposto. Progetta nuova parte. Ok, allora. Il motore. Non so se riusciamo a migliorarlo ancora. Allora. Velocità massima. Aspetta un attimo. Possiamo migliorare. Bello di rischio. No, sinceramente. Velocità massima, affidabilità meno 10. Allora mettiamo velocità massima più 10, più 10. Velocità massima più 30. E qua sblocchiamo l'Epicus. Però in realtà... Ma... No, proviamo un'altra cosa. Non mi convince. Freni. L'alettone qua. Ecco, vediamo questo che avevamo ancora scarsissimo. Zona rossa meno 10. E questo, buono. Perfetto. Eh. Giusto il malesiano. Beh, il malesiano di merda, ragazzi, ha fatto storia, eh. Hai ragione Michelotto. Ciao Fabio Primofiore. Avete ragione anche voi, purtroppo. Troppe trombate, non vanno bene. Perché alcuni vogliono spesso partire la sosta box. Ok. Miglioriamo la sosta box. Perfetto, di solito ce li abbiamo. Molto molto bene. Poi i componenti stanno migliorando. Monta componente. Ok, allora abbiamo detto l'alettone. Ok, è stato migliorato. Allora miglioriamolo. Alettone posteriore. Qua così. E lo miglioriamo qua. Perfetto. Ora progettiamo anche un nuovo componente. Forza Milan Danilo, assolutamente. Sospensione, epico. La motore, dai, miglioriamolo a sto punto. Chi se ne fotte. Ok. Nessun slot epico. Ok. Vai. Magari che apriamo della laguna, ragazzi. Ciao, a bomba proprio. In viaggio verso Milano. Perfetto. Voci corrono sui giornali. Differente per via dei media. La Makarova, che strana che è la Makarova, madonna.
E sì che veramente ha delle ottime abilità. Ok, siamo a Milano, consumo gomme basso, carburante medio. Ok, gomme solito. Buono. Ok, componenti. Allora, monta componenti, vediamo se abbiamo il top. Allora, perfetto. Beh, qua possiamo mettere assolutamente queste due cose qua. Vai di queste. Vai di queste, il lettone ancora non è pronto. Vabbè, oh sì, no, aspetta un attimo. Ok. E ok. Il motore 1476. No, 1496, il migliore sospensioni, perfetto. Buono. Andiamo Beppe. Raga, Nicolò, è stato bellissimo il tributo, assolutamente, stupendo. Beh, non penso di finire oggi la stagione perché mancano ancora parecchie gare, vediamo, vediamo. Magari in 2 volte. Allora, siamo in 47. Saluto tutti, so che Motorsport Manager chiaramente è un gioco molto di nicchia, però lo zoccolo duro è sempre, sempre, fottutamente presente. Ok. Buono. Vai. Fai le prove libere. E infatti, senza Bodeno parti. No, ciao Davide Kovac. Ora stint, gara. Scelta delle gomme così. Andiamo. Stint, gara. 8 gomme. Vai. Andiamo ragazzi. Manca Poleman purtroppo. Ma ho avvertito poca gente della diretta. Nel senso, vediamo stasera di fare anche PES. Non ho proprio voglia, vediamo insomma dai. Grande Davide Kovac. Si sta occupando del blocca, si sta occupando del blocca. Un po' di rispetto per Poleman. Il rapporto delle marce è perfetto. Ciao Andrea. Saluto il fratello di Andrea. Cioè di Alex, il buon Andrea. Andrea LOL. Se c'è Alex LOL, c'è anche Andrea LOL. Ok. Ai 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 ai. La coppiata russa, mamma mia, Makarova Surikov. Poi si spaccano ogni gara, sti rincoglioniti, però va bene, insomma, a parte questo va tutto bene. Quando dura questa live non lo so onestamente. Non lo so, cerchiamo di fare un po' di gare. Questa stagione sta veramente andando, non al meglio di più, però non si sa mai, su questi giochi qua è sempre dura. È sempre dura. Andiamo avanti con le prove libere. Ai ai ai. Vai Surikov, dai. Cerchiamo di sviluppare questo livello 3 per poi fare le qualifiche. E Paul. Grande Pipitone, anche Pipitone me lo godo. E un solo grido si alzerà. Vai Surikov, la 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 la. Ok, livello 3, possiamo richiamare i piloti. Possiamo chiamare questi pilototti. Ai ai ai. Ecco. Grande Nicolò. Ciao, saluto il fratello Mattia. Ciao Mr. Magic. Ok. Qua lo portiamo così, qua eccellente.
qualifiche, ok, e si gode. Perfetto. Poi già gli assetti li abbiamo azzeccati meglio. Ci sono tanto Mr. Magic, ciao vecchio mio. Ok, mettiamo un promo così. Buono. Stint qualifying, session e gomme morbide, vai! Perfetto, perfetto, perfetto. La mitica Olga Muakarova. Insomma, veramente, secondo pilota l'ho cambiato ogni gara, prima uno e poi l'altro. Cioè, veramente spaventoso, Sono sempre incidenti a ogni gara. Mai vista una roba del genere, ragazzi, veramente. Invece, fino adesso Surikov tiene, ma stiamo zitti. Io in sto Motorsport Manager solo con i russi riesco a vincere. Cioè, vabbè, dopo con Costa là, cioè, con Costa Crociere, però. Guarda. È veramente pazzesco. Ok. Allora. Vediamo un attimo. Allora, vediamo un attimo. Ciao, erano partiti grandi ragazzi. Ci sono io me li metto certi soprannomi. Aspetta un attimo. Scusate un attimo ragazzi, un attimo. Sono al telefono, arrivo subito. Allora, banda in pista. Buono, qua dobbiamo andare un po' su forse. Qua bisogna migliorare questo assolutamente. Proviamo così. Qualifiche 3 giri. E andiamo. Qua invece vediamo. Allora. No, qua dobbiamo tirarla su così. Eccellente. Proviamo così, è l'unica. Però sono un po' indeciso. Qualifiche 3 giri. Ciao, Turo Curva Sud carico basso. Adesso vediamo. Adesso vediamo. Ai ai ai. Mamma mia che vecchiotto che sono ormai. Mal di schiena, ma dappertutto. No, a me Shakira sinceramente, non mi dice un cazzo. Pare che io sono per le biondone svedesi, 1,80, carnagione bianco latte, capello biondo, occhi azzurri. Però proprio Shakira mi sembra una nanetta di merda a me, sinceramente. Ok, qua siamo già, madonna, arca per poco, abbiamo beccato livello 3, peccato. Però dai, non è andata malissimo. Non siamo andati male alla fine. Ok, prove libere andate. Ok. Poi Milano e Monza, bellissimo il Gran Premio di Milano. C'è il Duomo. Allora, morbide e qualifiche. Morbide e qualifiche. Setup della vettura. Allora, facciamo così. E così.
Vai. Quindi però qua quel carico non va bene, andiamo così. Perfetto. E perfetto. Oh, ok. Risultato istantaneo. Il bode, sì, solo il bode. Sì, io sono nordico, ragazzi. Io sono... Oh, pole position di Suriko, settimo posto per Olga Makarova. Ok. Perfetto, vediamo se abbiamo azzeccato gli assetti. Sicuramente Surikov non può andare malissimo, visto che è in pole. Gomme medie, gara. Gomme medie, gara. Setup perfetto per Surikov. Ora... siamo là, però. Ma Makarova rompe sempre il cazzo. Ok. Proviamo così, oh, spero. Tanto mi frega un cazzo della Makarova. Gomme 13 laps. Benissimo. Invece il nostro Surikov ne fa uno in più. Perfetto. Strategia, cominciamo a cannone. E poi andiamo avanti. Vai! Sì, il bode è così. Svedesona il bode. Assolutamente. Vai, vediamo la partenza di Surikov, che di solito è sempre una sentenza, Surikov. Vediamo se lo è anche questa volta. Vai, Suri. Attenzione, se Surikov si fa infilare da Lipponen, uno dei più porchi del gioco. Attenzione, problemi per Surikov invece. Surikov è partito male questa volta. Makarova meglio, incredibile. Partenza shock per Surikov. Partenza shock per Surikov. No good, no good. Guarda la Makarova come spinge oggi, ragazzi. La Makarova addirittura seconda. Mamma mia la Makarova, ragazzi. La Makarova c'è andata di bocca. Sì. Grande Makarova. Attenzione, Surikov è terzo. La Makarova in testa, primi e secondi. Ma la Makarova ha fatto qualcosa che va al di là. Grande Makarova. Ci va giù pesante con la bocca la Makarova. Salviamo questo momento perché è un momento incredibile. È il momento macaroviano. Vai, vai, primi e secondi, ragazzi. Primi e secondi. C'è solo la Sharp che tende a... la Sharp ci supera, infatti. Purtroppo la Sharp è l'unica che può infastidirci veramente nel mondiale. Ma la Makarova sembra veramente un'altra persona. Oh, Paul Heyman, ciao Paul. È arrivato The Boss. È arrivato The Boss, l'uomo che sussurra i Kumenda. Vai, Surikov. Surikov oggi non è in una forma meravigliosa, però, No! Incidente in diretta della Makarova. Ma basta, ma basta. Ma io i secondi piloti che fanno cagare te due, adesso cambio il pilota, non mi interessa. Tanti soldi ce li ho. No, mi sono rotto i coglioni, ma dai. Ma è andata a muro come una puttana. Ma vaffanculo, va, mignotta di merda. Non ho parole, guarda, non ho parole. No, vabbè, cioè, non ho veramente parole. Paul, io non ho visto praticamente nessuno perché mi sono svegliato, ho fatto un pezzo di partita e poi ho visto l'Inter in vantaggio, sono girati i coglioni e ho detto andiamo a fare una live. Forse stasera vado anche con PES. A tutto canale, andate sul canale, a tutto canale. Sì, ma veramente, cioè, comunque la Makarova veramente è una delusione anche lei. Cambio pilota, non mi interessa, Spendo i soldi alla cazzo, ma vaffanculo. Meno male che c'è il Suri. Pit stop di Surikov, medie, 18 laps.
Vediamo se può finire, la vedo abbastanza dura, però proviamoci. Box per Surikov. E Surikov va con le medie, siamo quinti adesso. Surikov non è la sua miglior gara, però speriamo bene. Che partita c'è stasera? Non mi ricordo anche la partita, ragazzi. La Juventus? No, perché veramente quando gioco al Milan di lunedì, guarda, proprio odio qualsiasi cosa, veramente. È una roba che non accetto. Siamo terzi. Siamo terzi, la Sharp ha optato per le hard. Va bene, vieni tu, Nicola. Il Kume che impreca uno spettacolo, sì, insomma. Qua dobbiamo spingere, però, Qua dobbiamo spingere, a sto punto era meglio forse mettere meno carburante, perché tanto non la facciamo un'altra sosta, vabbè. Dobbiamo superare la Sharp, ragazzi, assolutamente, perché abbiamo la mescola più morbida. Spingiamo forte e rischiamola, tanto un'altra sosta la dobbiamo fare per forza. Ma la Makarova, che delusione la Makarova. Perché ho tanto carburante, purtroppo. Auguri Alex LOL. Ma cosa c'è oggi in live? Cioè, non ho capito, ragazzi. Do not capit. Ok. Vediamo se riusciamo a guadagnare qualcosa. Tanto dobbiamo andare ai box comunque, ragazzi, quindi. Lo so, il Milan di lunedì mi sta proprio sul cazzo. Cioè, mi perdo, c'è il weekend bello che poi guardi le partite. No, lunedì, ma vaffanculo, va. Tranquillo, Nicolò, tranquillo. No, sta qua non la vinciamo, ragazzi. La Sharp è più forte, raga. La Sharp. Qua, sta gara qua, secondo me, devo mettere le hard. Vabbè. È andata male, ragazzi. Adesso vediamo se riesco a cambiare la strategia. Vediamo se è possibile. Però la vedo alquanto dura. Non riusciamo neanche a finire in zona podio, forse con la sosta. Vediamo se riusciamo a guadagnare qualcosa. Ho sbagliato Ah, Elimination Chamber, ok. Ma Polema non può non guardarla. Come fa a non guardarla Paul? Un Elimination senza Paul è come un cielo senza stelle, ragazzi. 7 giri. Qua forse la strategia non mi dà ragione, forse. Forse qua no. Vai. Opzioni carburante. Facciamo 9 giri, che così tiriamo di più e andiamo. E mo vediamo quanto riusciamo a recuperare. Siamo al secondo posto per il momento. Rimaniamo secondi. Rimaniamo secondi molto bene. Adesso bisogna solo capire se riusciamo. 11 secondi della Sharp mi sembrano tanti. Vediamo. Vediamo, ragazzi. No, la Sharp non vuole venire purtroppo. Vediamo se troviamo qualcuno, però sicuramente mi sono rotto i coglioni. Sia della Makarova che della Fox. Troppi incidenti. Stiamo recuperando. 3 secondi non ce l'abbiamo recuperato, ma la vedo molto dura. Surikov sta spingendo come un dannato. 4 giri, vediamo se la strategia funziona come nella prima gara. Dai Surikov, dai. Due secondi, stiamo recuperando bene. Dai cazzo, dai, tutti insieme i cori per il Kume. Non solo su PES ma anche su Motorsport Manager. Ok, abbiamo ripreso la Sharp. Ripresa la Sharp. E ce la superiamo, cazzo, ce la superiamo, mamma mia, Surikov. Tra il Kume e Surikov veramente tanta roba. Mamma mia, ragazzi.
Il Kuma è in condizioni perfette. Purtroppo la Makarova è andata a sbattere quella merdaccia umana. Grande Surikov. Ok, adesso addirittura stiamo guadagnando, quindi possiamo anche rallentare. E si va a vincere. Yes! Woohoo! Altra vittoria grandissima. Altra grande vittoria. Mamma mia ragazzi, come stiamo andando. Ok, ma qua veramente la Surikov spinge come una pazza. Cioè spinge come un pazzo. Ok. Altri 25 punti. Ciao De Mat, ciao Paolo Calabrese. Altra vittoria. 60 punti di vantaggio, 57 ragazzi, veramente un dominio schifosamente schifoso. Grazie Alex Lolo, la ringrazio dottore, la ringrazio. Altri soldini, se no può cambiare pilota perché mi sono rotto il cazzo. Mi sono veramente rotto i maroni. Very godo, assolutamente. Ok. Allora, vediamo le classifiche. Fox decima, la Makarova 6 punti. No, vabbè, cioè, scusate, ma ciao Makarova, mi dispiace, ma una delusione totale. Allora, vediamo un attimo. Chiaramente la Sharp non viene. Anche giusto. Allora, Lippone, il primo più forte. Allora, Carlo Spigno, grande Pigno. Ma anche un vecchiotto possiamo prendere. Cioè... C'è parecchia gente senza contratto. Questo? Ma magari però basta donne. Grazie. Ciao Smasho. Allora, proviamo. Ma tutte donne, cazzo. Cioè, no, ma la voglio un uomo. Sinceramente. Carlo Spigno, ex pilota nostro. Vuole venire? Ma sì, riprendiamo Pigno che è stata una garanzia, Pigno. Perché per me è Pigno, non Pino, ve lo dico. Alla pari. Mettiamo così. 16 mesi. Bonus alla firma, mettiamo così. Tanto i soldi ci sono. Ok. Anzi, provo così prima, dai. Ok, riprendiamo Pino che sappiamo già com'è. Buono. Nuovo taglio di capelli, riparazione terminata. Perfetto. Posta. Costruzione motore terminata. Rammonta componente. Ok. Migliore i componenti. Ora qua siamo a posto anche qua. A posto. A posto. A posto anche qua. A posto. Sì, siamo a posto veramente dappertutto. No, qua no. E qua ancora possiamo fare qualcosa. Ok. Allora. Adesso progetto nuovo componente. No, qua però adesso basta. Col motore abbiamo già 50. Facciamo l'alettone. Devo ancora fare un cazzo. Miglioriamolo un po'. Anche se ormai c'è poco da migliorare. Ottimo.
Vediamo Carlo Spino. Se ci arriva, se ritorna. Avevamo già lavorato con lui, quindi lo conosciamo bene. Perfetto. Vediamo se Pino vuole venire. Firmiamo con Pino. Allora, delusione Makarova, sinceramente mi hai deluso. 6 punti con un po' di macchina. Perdiamo un po' di soldi, ma fotte sega. Ok. E arriva Carlo Spino, che è un pilota secondo me con migliore affidabilità, speriamo. Ok, è tornato Pino. Perfetto. Monoposto. Montiamo, ottimo. Possiamo ancora fare l'alettone. Perfettissimo ancora. Ok. Ottimo. Allora, migliora componenti. Qua possiamo migliorare gli alettoni. Ok. 1414. Vediamo un attimo. Qua miglioriamo questo e questo. Adesso siamo a posto in realtà, perché veramente siamo a posto. Mamma mia, che scuderia, Fioi. Ciao Alex, auguri per il cesso. Ok, basso e alto il carburante. Gomme le solite. Buono. E buono. Montatura componenti, forse non c'è niente da montare, ma controlliamo per sicurezza. Perfetto. Qua ancora perfetto, perfettus, perfettus. Anche qua buonissimo. Ok ragazzi, andiamo a spaccare i culi. Cosa devo fare? Ah, qua ho sbagliato, scusate. Vai. Molto good, molto good. Perfetto, Gran Premio mancano ancora parecchie gare, eh. Ok, Gran Premio di Spa, praticamente qua è Spa. Vediamo il debutto di Pino, opinioni 20, bene, questo non è male. Ok, vai così. E qua vai così, poi cambiamo chiaramente. Vai. Vedo che dalla prossima vinciamo anche questa, dalla prossima anche le prove libere le simulo perché tanto, cioè, abbiamo veramente tantissimi punti di vantaggio, eh. Avevamo una macchina migliore. Manda in pista. Ciao. Gara 8 giri. Ok. Gara 8 giri. E ok. Vai raga, andiamo. Grazie Nicolò. Quante gare mancano? Siamo alla gara 10 su 16, quindi ne mancano ancora un pochine. Ne mancano ancora un po'. Grazie Federico Lori. Grazie mille vecchio mio. Ok, cerchiamo di sviluppare presto le livello 3, grazie.
Pino che a me mancava, sì sì, assolutamente. Super Pino. Il mitico Pino, ragazzi. Perché dove c'è Pino c'è casa. Dai, veloci però. Grande Poleman. Oggi Poleman però è un po' schivo nei miei confronti. Parla più del wrestling che del cume. E questo mi dà un senso di vuoto in questo mondo curioso. In questo mondo di ladri. Ok, siamo già a level 3. Molto, molto bene, molto bene. Dai, veloce, veloce a livello 3, dai. Siamo quinti e decimi, cioè veramente bene. Pino, prima gara, attacchi, incidente, speriamo di no. No, Paul, non mi dire così, Paul. Non mi distruggere il cuoricino. Una vita senza Paul non ha senso. Una vita senza Paul non ha senso. Cagliari Juve, Cagliari 4, Juventus 11. La vedo così. Questo è il mio modo di vedere Cagliari Juve. Ok, richiama e richiama. Ok, abbiamo due assetti di merda, adesso li sistemiamo. Allora, facciamo così, così e così. Qualifiche e gomme super. Vai. Andiamo di così. Andiamo di così. E andiamo di così però. Sono un po' dubbioso sinceramente. Vai. E ok. Vediamo cosa combiniamo. Ah, ragazzuoli. Mamma mia. Oh, carico dinamico non funziona. Adesso Pino comincia. Guarda Pino che è tornato. Pino con una faccia un po' curiosa. Una faccia un po' curiosa per Pino. Ok, si è peggiorato il carico. Bene. Stiamo andando alla grande. Stiamo andando veramente alla grande. Assetto la qualifica 1, siamo terzi e sesti. Ok, qua siamo, vediamo se riusciamo. 3 minuti mancano, bene andare ai box però. Per capire un po' l'assetto. Prove libere un po' fiappe. Prove libere un po' fiappotte, ok. Dai, vediamo Pino. Pino a 20 su 20 in opinioni, quindi. Mamma mia, oh. Proviamo a stare sul centro. No, aspetta, facciamo così. E proviamo così. 3 giri. E ok. Andiamo Surikov. Buono. E andiamo così. No, aspetta.
Ok. Proviamo così. Vai. Perfetto. No, a livello 3 non arriviamo purtroppo, questo è sicuro. Però dai, siamo secondi e quinti nelle prove libere con degli assetti non proprio al top. Non male, non male. Ok, alla fine con Surikov trovo sempre il setup, molto meno purtroppo con Pino, però a noi interessa Surikov. Ok. Molto bene. Perfetto raga, ci siamo qua alle Ardenne e vai di gara a Spa nella speranza di fare bene. Qualifiche e qualifiche. Ok, neanche lo tocco onestamente. Ok. Risultato istantaneo, vediamo cosa riusciamo a combinare. Ciao Francesco Messina. Perfetto, secondi e sesti, va bene. Perdiamo la pole, ma va bene lo stesso. Va benissimo lo stesso. Allora, gomme super no, morbide e gara. Morbide e gara. Setup, lasciamoli così perché dopo non riusciamo con Pino a trovare l'assetto giusto. E vediamo se Pino riesce a finire almeno la gara. Dai raga, ho bisogno di voi raga. Se non c'è il supporto se vedo solo scritte di wrestling veramente mi deprimo. No, ho dimenticato il carburante. Non ci credo. Che cagata che ho fatto. Mamma che cagata. Speriamo non mi costi cara. Proprio sono dimenticato il carburante. Arca miseria. Brutto errore questo. Brutto errore. Vabbè. Ma come cazzo ho fatto, Dio Cristo? Come cavolo ho fatto? Vabbè, teniamo sempre al massimo, che anche se nella speranza di non rompere il motore. Ah, che cagata però. Eh sì, Angelo, rifino. Ho sotto via di velocità e ho dimenticato il carburante. Vai, vabbè, non lo... Magari dopo ne carichiamo meno, quindi cambia poco, dai. Tanto Surikov mi sembra comunque bello in forma. Pino è terzo per il momento, dai Pino non far cappelle, grazie. Bravo Surikov, quanto me lo godo Surikov. Mancano 24 giri, che bello. No, solo GP4 ho giocato, GP3 no. Bloccaggio per Johnny Navarro. Johnny, è quasi magia, Johnny. Beh, io ce l'ho per PC. Adesso finalmente Paolo con la 1080 che sboccia tutto a cannone alla grandissima. Finalmente, cazzo. Qua Surico va un po' problemi. Pino sempre terzo. Pino molto bene per il momento. Raga, ma qualcuno sa per la versione PC come si fa a mettere le canzoni? Cioè, come posso mettere le canzoni tipo scaricato? Non so, Rob Van Damme e Kurt Angle per dire.
come si fa a migliorare, cioè a mettere la canzone, diciamo, sua? Perché non è possibile che riescano a mettere sta cosa su PC, porca troia. Si vede che il carburante in più mi sta veramente appesantendo, Però. Al momento rimaniamo primi e terzi, però è chiaro che stavolta la Sharp è bella vicina. Mancano 20 giri. Ma che scheda hai però, Paul? Perché con la 780 Ti dovevo passare tantissime cose, Bella lotta con la Sharp stavolta, bella bella lotta. Tanto mandiamo ai box Pino. 17 giri, quindi ne mettiamo di meno, quindi recuperiamo qua, diciamo. Con Surico andiamo il giro dopo. Bravo, chissà la risposta. Ok, Pino quinto, noi siamo sempre qua. E adesso andiamo ai box anche noi. 18 laps. Componenti a posto, veloce. Tiriamo il massimo per l'ultimo giro. Devo far più veloci della Sharp. Anche la Sharp ai box. Anche la Sharp ai box. Ok. Non sbagliamo, non sbagliamo. Bravissimi, bravissimi. Yes! Stiamo davanti alla Sharp. C'è solo Lipponen, ma chi se ne fotte di Lipponen? No, neanch'io sulla 1080 e ci mancherebbe anche altro, non ha bastato nulla. Sulla 780 Ti sì, invece. Qua si fa superare in maletto, però la Sharp. Ai ai ai. Perché la Sharp sta spingendo di più. La Sharp spinge di più. Pino è terzo. Tutti amano Pino, ragazzi. Pino è il fenomeno del Baltico, Pino. Guarda come spinge la Sharp. Sta guadagnando la Sharp, Proviamo a spingere anche noi. Non se riusciamo a riprenderla. Ecco Paolo Bitta. La Sharp sembra più in palla adesso, La Sharp sembra più in palla, purtroppo. Stiamo cercando di non perdere troppo. Ma la Sharp mi sembra in forma oggi, Per carità, anche se siamo secondi non succede niente, Vabbè. Io non ho più voglia di tirare, vediamo, tanto che al secondo posto ci va bene. Al massimo vediamo se la Sharp veramente ha più carburante, può essere. Sì, Pino per il momento buon ritorno. Ottimo terzo posto di Pino. Deve mantenere però, Che la Sharp veramente pompa di più. C'è poco da fare. Che strano, però forse la 780 ormai era finita, povera scheda. Comunque qua stiamo andando bene. Adesso dalle prossime le prove libere possiamo fare istantanee. Comunque mi sembra che
Abbiamo tutto sotto controllo, sinceramente. Lo so che la Sharp fa un'altra sosta, ma la devo fare anch'io però. Quindi cambia poco, sinceramente. Cioè, le gomme non mi tengono. Le gomme non mi tengono assolutamente per tutta la gara. Se non tengono a lei, non tengono neanche a me. Teoricamente. Vabbè, vediamo, dai. Però dai, stiamo veramente completando una stagione, insomma, quasi perfetta per il momento. La Sharp a 5 secondi di vantaggio non sono pochi, eh. Le ovvietà del Cume, sì, hai ragione. Per il momento siamo secondi e terzi. Pino è sempre qua, che si difende. Anzi, ha un bel vantaggio anche adesso, bene. Ah, proviamo, sì, mi distruggi però, perché su WWE ero forte. Il mio gioco era l'Air Comes the Pain, ragazzi, il più bel WWE della storia. Adesso però non sono più forte, cioè, siamo in 61, comunque stiamo salendo. Su un gioco di nicchia come Transport Manager, cazzo. Che veramente stiamo dominando in maniera imbarazzante. Se siamo secondi, per carità di Dio, però. Niente, la Sharp oggi è più forte. Oggi la Sharp è più forte. Ecco, Football Show è andato, ragazzi, è ufficiale. È partito football. Il Bode purtroppo, come al solito, ha un problema che deve cambiare il banco delle rame, perché ieri ha detto un amico per sistemarlo, e proprio per essere pronto, e fatalità si è trovata sta cosa, quindi però nei prossimi giorni arrivano tutti i pezzi, quindi sì, abbiamo già scelto le squadre comunque per partire, quindi siamo a posto, ragazzi. Si parte con Football Manager a bomba. Infatti ho bisogno anche di Polema, perché deve fare la foto che ha fatto Mia, che ha tagliato in giacca e cravatta, la deve fare anche del Bode, te la passerò, così me la ritagli bene quella del Bode, perché cominciano il doppio manager, i due manager in giacca e cravatta pronti a conquistare il mondo. Ciao Vincenzo Leccese, noi sempre secondi. Andiamo ai box con Pino, mancano 5 laps, però la vedo dura ormai. Andiamo anche con lui. Ok, ok. Teoricamente ce la facciamo andare prima di... Sì, ce la facciamo sicuramente. Vai. Vai Surikov. Chiaramente per la vittoria è impossibile, però ci provo. Proviamoci. Abbiamo 21 secondi dalla Sharp. Dobbiamo spingere veramente al massimo. Pino è quarto. Grazie Paul, mitico Paul. Mitico Paul, abbiamo 3 secondi dalla Sharp. Sarà veramente dura, mettiamo tutto al massimo e proviamoci. Ho messo troppo carburante forse. Ho messo troppo carburante, Dio la Madonna. Grazie Football Show, troppo carburante ho messo, peccato. Oggi il carburante proprio sbagliato. Sì, la Sharp è più forte, c'è poco da fare. Questa gara, secondi e terzi comunque va benissimo. Ma oggi la Sharp è di un altro pianeta. Ultimo giro. Va bene Maurizio Michelotto.
Dai, un bel podio comunque, non me lo toglie nessuno. Speriamo, dai. Grande Sharp, comunque complimenti a Zoe, che oggi ci ha asfaltato lei. Secondo Surikov e Pino. Vediamo se ce la fa. Pino terzo al debutto con la Rossini. Grande Pino. Bravi raga. Molto good, molto good. Secondi e terzi, perfetto. Lasciare per i Cia. Beh, poi sì, sì, ci può stare, ci può stare. Grazie l'Angelo Rifino, la ringrazio dottore, la ringrazio. Ok. Grande Pino pilotino. Ok, altri punticini irridati. Siamo a più 53, veramente. Guarda, Pino è già in vantaggio, ma Pino fra un po'. Ma è pazzesco, però. Anche nella costruttori, bene. Grazie, Mr. Magic. Totroll Wolf. Totroll Wolf. No, beh, questa è stupenda. Questa è stupenda. Questo è un figo, signori. Questo è il nuovo figo della diretta. Ok. Grazie, Lapo Alexander Bini. La ringrazio, dottore. Intervista con la Gazzetta dei Motori. Sì. Ottimo risultato. Sì, è al diritto. Perfetto. Sì, sì, veramente. Delusione per la Makarova, devastante. Ok. Sponsor. No, fanculo, sinceramente. Buono, altri sponsor. Vabbè, dai, proviamo questo qua. Ciao Magic TV, ti sei perso 2 vittorie del Cume, un secondo posto, il ritorno di Pino e tante belle cose, tante belle cose. Ok, monta componenti. Li miglioriamo, allora. Perfetto. Qua non riesco più a capire che cazzo devo migliorare. 501, ottimo. Alettone posteriore. Miglioriamo questo. Cambia il pezzo universale. Ok. 1300, ok. Perfetto. Very compliment, come ha dato Totro Wolf, è fantastico. Sospensioni. Bloccato, perché? Struttura e managgevolezza livello 2. Vediamo di un quartiere generale quanto costa, sono curioso. Allora, vediamo. Stabilire, ma tutto al massimo abbiamo, che cazzo? Progettazione al massimo. Ah, questo, managgevolezza. Quanto costa? 5.016? Ah, beh, dai. Ah, sì. Siamo pieni di soldi, tanto. Adesso non serve neanche più sviluppare a monoposto, ho più un cazzo da fare. Verstappen Tarocco. Il porco di De Graft, sì, beh, De Graft. Cioè, mai venuto da noi, ma alla fine non fa un cazzo. Oh, votazione. Sistema frenare universale. No, votiamo contro. E un voto.
Ok, qua volano parole grosse. Qua volano parole grosse nella chat. Siamo calmi, ragazzi. Buono, andiamo avanti. Optimus. Molly Fox all'influ... Madonna, sta qua prende cazzi a gol per quello che è così. Mamma mia, oh. Che disastrum, che disastrum. Buono. In partenza verso Phoenix. Stabilimento inattivo, ma ormai, insomma... non ho più un cazzo da fare qua, quindi... Metto quanto al massimo. Ok, gomme. Sempre queste. Ok. Struttura componenti soddisfatto. Pino, cazzo a Pino. Allora, ok, ok. Ah, questo forse 100, 100. Alettone. Però qua c'è una percentuale. È un po' tanto. Vabbè, speriamo di... Sinceramente rischiarla non c'ho molta voglia. Lasciamola. No, non mi convince, sinceramente. Non mi convince. Ok, qua così. Ottimo. Sì, sì, fatalità, ho beccato proprio il pilota bestiale, il come non sbaglia. Ancora, il come non sbaglia. Molto alto e basso, come tanto, vabbè. Grazie, grazie Nicolò. Verdappe, mamma mia. Lo so, sono solo tre soft, mi sono accorto, sì, sì. Ok. Buono, andiamo qua a Phoenix. Per fare cose molto importanti. Setup, vai. Ah no, facciamo una bella cosa. Non si può fare risotto istantaneo. Ormai, ragazzi, siamo tra... voglio vedere cosa succede così. Non ho mai provato. Allora, vediamo, vediamo, vediamo. Quinti e undicesimi. E già la cosa non mi esalta più di tanto. Vediamo. Si può fare perché comunque più veloce andiamo meglio è. Da qualifica... Vedi, mi ha sviluppato un cazzo però. No, vabbè. Non è proprio il massimo. Mamma mia. Eh, secondo me è dura non fare le prove, eh? È molto dura. Proviamo, dai, proviamo una gara. Vediamo se la differenza è clamorosa. La differenza è clamorosa, cambiamo. Chiaramente. Ok. Risultato istantaneo. Vediamo come ci qualifichiamo. Secondi e sesti, quindi siamo sempre. La vediamo in gara, però con ritmo gara che ho le gomme, diciamo, non con le abilità al 3. Ok, allora. Assetto gara. Gomme medie, vabbè. Ok. Setup, ma mamma mia. Che setup di merda. Ok. Dai, proviamo una gara se va male. Ok, qua abbiamo sviluppato le medie. Vabbè. Possiamo anche provare. Allora, gomme, 12 giri.
Cambia assetto. No, aspetta un attimo. Vai di qua. Andiamo così. Andiamo così. 12 giri. Buono. Ok. E ok. Vai. Grazie per il carburante. Sì, ma Makarov e Maldonado alla grande. Vai raga, siamo a Phoenix. Vediamo cosa combiniamo. Senza le prove libere se è fattibile. Surikov terzo, Pino sesto. Ma la diretta stasera non lo so, se la faccio penso... So, c'è Cagliari Juve, è vero, vediamo, dai, vediamo. Vediamo ragazzuoli. Ciao Teuar. Perché è Teuar, ricordiamolo. Sempre Teuar. Ok. Noi siamo ancora primi, perfetto. E Pino secondo. Beh, anche senza le prove libere mi sembra che pompiamo a cannone. Vediamo il buon Pino. Pino è secondo, lo stiamo massacrando. Ciao Cristiano Ruoti. Mitico Nico, però Nico non posso, cioè me lo chiedi ogni secondo. Nico, io ti voglio bene, sei un grande, però... Dai, ormai sei il nostro... sei la nostra mascotte del canale, però... Lo sappiamo che sei un grande, non serve dirlo sempre. Ti vogliamo bene, Nico. La Sharp è quinta. Giri adesso con Pino. Con Pino vogliamo provare le medie che ho l'abilità. Anche perché comunque qua c'è un consumo delle gomme elevato. Carburante no. Ma le gomme sì. Vai Pino. Medium. Proviamo la strategia pazza. Vai. Pino il secondo. E Surikov invece. Schianto per Ebony, safety car virtuale. Poi ci andiamo con le morbide. Le morbide quanti giri tengono? 16. Ok, componenti, pit stop, ok. Rifornimento. Prego Nicolò, prego. Però lo facciamo spingere col carburante, tanto il carburante si consuma poco. Dai Surikov, dai. Surikov mantiene la prima posizione alla grandissima. Ecco Robby Facchinetti ragazzi, c'è anche il Facchinetti. Pino è terzo per il momento, Pino è in terza posizione. Andiamo a farlo spingere un po' col carburante. Ho 15 secondi dalla Sharp, molto good, molto good. Sì, possiamo andare anche senza prove libere. Comunque Tyler è sempre fuori, Tyler è proprio una merda biblica, signori, Toppino perde una posizione dalla Sharp. Perciò la Sharp comunque è una roba disumana.
È disumana la Sharp. Mancano 23 giri. La Sharp è devastante, ragazzi. La mitica Sharp. Tanto Surikov ha 20 secondi di vantaggio. Puoi andare tranquillo, Suri. Ciao Hurrigan. Ciao Matteo Zonta. Per il momento grandissima prestazione di Surikov, come sempre. Sì, Pino per il momento è terzo, sì, come sempre. Grande Pino. 24 secondi per la Sharp. Ciao Pippo Nicoletti. Molto bene ragazzi, molto bene. Sta veramente dominando, cavolo, mamma mia. Pino terzo. 5 secondi però dalla Sharp. Non ce li ho i soldi, Matteo Raccagni, purtroppo. Per 65 milioni di euro non ce li ho. Ok. Andiamo ai box con Surico, mancano 15 giri. E finiamo con questo, secondo me ce la possiamo fare. Ok. Molto molto bene. Vai Surico, fate la tua sostina. Bella tranquilla. Abbiamo il nostro Pino che sta andando alla grande. Ciao Gesù Cristo vostro Signore, saluti a lui. Ok, anche Pino adesso mi deve fare il sostone. Molto bene, molto bene. Vai, pit stop. Mancano 12 giri, non ce la fa purtroppo. Vabbè. Prendi carburante. Ok, componenti. Veloce. Aia. Aia, aia. Meno male, di pochissimo. C'è andata veramente di culo. Pino quarto per il momento. Però deve ancora fare la sosta Lipponen. Ottimo. Ma ragazzi, ma volendo su Motorsport Manager si può simulare qualche gara? No, ve lo chiedo perché a sto punto, cioè veramente se abbiamo quasi vinto il mondiale possiamo anche permetterci di fare questo, così poi ricominciamo alla grande con la mod, con i loghi. Cioè, tutto ufficiale. Anche questo sarei curioso di sapere con la patch reale. A proposito, veramente, cioè, due domande: se si può simulare e se con la patch reale dopo vengono fuori femmine. Ah, non si può simulare, ok.
Pino è sempre quarto. La Sharp tenta con le super soft, attenzione. Pino terzo. Buono, buono comunque. Surico 28 secondi di vantaggio. Speriamo bene, Fioi, perché 49%. Sta pompando alla grande la Sharp. Pino sempre terzo. Eh sì, Nicolò e Paul nello staff. 41%. Surikov secondo me deve stare un po'. Vero che sono 27 secondi, però 4 giri sì. Mamma mia, sta consumando tanto però, eh. Mettiamone risparmio. Ciao Nicolò, ciao Nicolò. Ciao bello. Siamo al 30%, mamma se rischiamo. Mancano 2 giri. Tutti amano Pino, beh, Pino è Pino ragazzi, lo so. 25%. Inizia l'ultimo giro, final lap per Surikov che vuole portare a casa l'ennesima vittoria. Pino vuole mantenere il terzo posto, potevo prenderlo anche prima, Pino, incredibile. Yes! Woohoo! Altra vittoria per Surikov che ormai il mondiale è quasi suo. E buono anche Pino, alto terzo posto per Pino. Signori, blow job, blow job. Ok. Grazie Roby Facchinetti, grazie. Le voglio bene, Roby. Ok. Buono, abbiamo 60 punti di vantaggio e 81 nella costruttori, ragazzi. Stiamo letteralmente dominando. Eh sì, veramente, anche senza le prove, a sto punto fanculo anche le libere. Altri soldini. Già tornato. Grande Nicola, me lo godo, Nicola, me lo godo. Me lo godo, me lo godo, me lo godo. Siamo a Vancouver. Ok, ancora queste cazzo di interviste, oh. Va bene, è stato bravo. Eh sì, bravo Pino. Ciao. Prova della gara, ok. Sponsor. No, questa anche no. Proviamo questa, l'altra aspettiamo. Sì, sì, Pino è più forte della Fox. Sponsor. Vabbè, andiamo con questo. Fotte sega di tutto. Fotte sega, fotte sega. Ok. Siamo già a Vancouver, 12. Ragazzi, potremmo fare questa e un'altra e poi le ultime 3 nella prossima live. Possiamo fare così. Quindi questa è un'altra. 6 e 3.
Ok, componenti ce l'abbiamo già. Salviamo. Ottimo, andiamo a Vancouver, alto e medio, vabbè. Very compliment, 12 su 16, facciamo anche la 13esima, facciamo questa e un'altra. Ciao rabbia. Ok. Siamo qua a seria Montra in realtà, però vabbè. No, qua andiamo. Risultato istantaneo. Ok. Perfetto. I bonus. Super morbide qualifica. Super morbide e qualifica. Setup della vettura. Mamma mia, ecco, setup, sono proprio capaci di fare il setup però loro, eh. Buono. Ok, e ok anche di qua. Vediamo così. Istantaneo. Michelotto odia Surikov, la cosa è abbastanza ufficiale. Secondi, ottavi. In qualifica Pino purtroppo non rende. Ok. Vai. Super morbide da gara. Super morbide gara. Vai di setup. Sì, setup ecco non è il top. Gomme così. 11 laps. Buono. Qua lo stesso. Ok, proviamo così. E andiamo ragazzi, andiamo. Vai. Ah, ok, Michelotto, ok. Ciao Nicolò. Ok, vediamo Surikov, le partenze di Surikov che hanno fatto la storia di questo sport. Stavolta la Sharp parte a bombissima, eh. La Sharp è un po' incazzata. Eh sì, Surikov, miglior pilota dell'universo. Dai ragazzuoli, su. Dai Suri. Pino quarto, già quarto Pino. Bravo Pino. Ok. Abbassiamo un po' Pino è già terzo, che è la sua posizione. Il mitico Pino, signori. Ma quanto è bello Pino. Un bell'uomo Pino. Un ragazzotto abbastanza curioso. 32 giri alla fine. Dai, Surico. Oggi la Sharp c'è. La vediamo subito quando la Sharp è in condizione. Sta maledetta Sharp comunque è veramente forte, eh. L'eterno terzo, Pino, sì. Pino è il primo degli umani, perché onestamente Surikov e Sharp sono extraterrestri, ma Pino è il migliore degli umani. Surikov comunque è vicinissimo alla Sharp, non abbiamo perso tanto, addirittura vuole abbozzare qualcosa.
Surikov abbozza perché è un po' porco il Surikov. Lasciare per incazzata. Dai, su, dai, Pino, dai, cioè, Suri. Ok, Pino, allora, sosta per Pino. 15 laps. Perfetto. Vai, Pino. Surico invece facciamo andare un giro dopo il Suri. Guarda come ci prova Surikov. Attenzione, Surikov! Mamma mia, Surikov. Mamma, che sorpasso. Non me l'aspettavo così, cacchio. No, mamma mia, meno male che mi sono accorto. Ok, e ok. Ok, bravo Pino. Ha dato subito i box, adesso va Surikov. E ha fatto un sorpasso eccezionale proprio prima del pit stop. Very compliment, Surikov, very compliment. Ok, Surikov ai box, guadagni una posizione. Buonissimo, buonissimo, grandissimo. Grandissimi ai box, siamo in prima posizione. E Pino è terzo. E Pino è sempre terzo, Pino. Ok. Provano un'altra strategia, gli altri, con gomme più... con mescola più dura. Grazie Gesù Cristo, la ringrazio Gesù Cristo. Allora, ragazzi, devo vedere un messaggino. Il messaggino tattico. Scusate, raga, non sto anche guardando la gara. Ai ai ai. Safety car, cazzo, me ne sono accorto adesso, scusate, raga. Sorry. Ok. Ok, vai, perfetto. Ecco. È arrivato Yuri. Guarda che sto dominando le classifiche. Cosa vuoi, Yuri? Che stiamo dominando la scena. Comunque mi è arrivata la 1080, Yuri. Abbastanza buona, abbastanza. Abbastanza buona. Quindi sono andati ai box che perché appena sono la sosta sono appena state, quindi era impossibile andare ai box. Ok. E adesso possiamo riprendere la gara. È grande Pino comunque, eh. Pino torna in corsa per tutto. Anche se al terzo posto è il suo risultato. Buono, si riprende. Pino è veramente vicino, però la Sharps è forte purtroppo. Ok. Vicinissimo però Pino, potrei farlo spingere un po' di più, vediamo, dai, vediamo. Dai, cavolo, adesso Surikov non riesce più a prendere il largo però, eh. E il Michelotto, cosa c'è il Michelotto?
Madonna, Serensen qua, bloccaggio ogni 3 secondi, poveretto. Ok, dai, adesso il safety car secondo me ha più rotto le palle che altro, però vabbè. Dobbiamo accettarlo. Bloccaggio, oh, madonna, anche Ebony. Mamma mia, quanti bloccaggi. 18 giri su 35 comunque. La Sharp ha il carburante elevatissimo. Dobbiamo tenere il più possibile, ragazzi, Non capisco, c'ho Pino, non ho, già 33% Pino, non possiamo spingere purtroppo. Allora, 38 e 27, Pino lo mandiamo ai box, mancano 15 giri. Ok, possiamo finire con queste teoricamente. Ok, perfetto, ma li facciamo fare 2 giri in risparmio. Con Surico andiamo invece al prossimo giro. No, Mirko. Giulia, che passione San Valentino, mamma mia. Adesso Pino mi fa 2 giri per sicurezza un attimo più tranquilli. Speriamo bene. Ok, le gomme sono finite. Perfetto, sì, lui ce la fa tranquillo, mancano 13 giri. Buono. Su recovery box. Su compino dobbiamo chiaramente risparmiare almeno un altro giro. Però forse ha perso... non so, può perdere 2 posizioni Pino, speriamo bene. Almeno un altro giro non lo deve fare così, secondo me. Spamma quello che vuoi, vecchio, non ti preoccupare. Può essere un finale difficile, sì, concordo. Non sarà facile per Pino questa volta. Ok. Vai. Surico per il momento è terzo, devono ancora andare ai box in tanti però, Ormai Chapman è andato, La Sharp a 16 secondi ma non vuole andare ai box, incredibile. Pino quarto. C'è anche Wexler. Sarà durissima, ve lo dico, per il primo posto sarà molto molto dura. Però secondo me sta rischiando la Sharp per non andare ai box. Però non perde niente, anzi guadagna, non so come. Non so come, ma la Sharp guadagna. Ok, la Sharp ai box. Ai, siamo secondi. Siamo secondi addirittura alle ultra soft, no, la Sharp questa volta ci ha massacrato, Questa volta la Sharp ha fatto una strategia perfetta. E vediamo, signor Utopia o Utopia. Vediamo. Do sempre la scelta finale sulla pronuncia, chiaramente, però...
Il problema è che comunque con le ultra, cioè la Sharp va a vincere sicuro, salvo incidenti. E noi li soffriamo. Gli ultimi 4 giri sarà una sofferenza atroce. Però che secondo e terzo mi va più che bene. Veramente la Sharp quando è in forma non ce n'è per nessuno, purtroppo. La Sharp è così. Il Bode è impegnato, il Bode. Dammi solo un minuto. 3 giri al 44. Mamma no, con Pino stiamo rischiando. Con Pino risparmio. Ai ai ai. Pino in grossissime difficoltà. Pino rischia di perdere il podio, stavolta. Pino purtroppo rischia di perdere il podio. 2 giri per Surikov. Grossi problemi per Pino, signori. Ultimo giro per Surikov. Grande vittoria per la Sharp. Very compliment Sharp. Mamma mia. Ci avevo massacrato qua. Però noi comunque manteniamo alla grandissima la testa della classifica. Ok, secondo Surikov molto bene. Vediamo se lui mantiene la terza posizione. Pino, buona terzi posti consecutivi. Incredibile. Ok, andiamo a fare l'ultima gara per oggi su Motorsport. Sharp, Surikov comunque. La sfida della lettera S. Incredibile. Sharp è un fenomeno incredibile. Sì, Pino era tranquillo comunque, però non si sa mai. Ok, nessuno regola infranta. Ok, 53 punti di vantaggio, ancora un bel vantaggio, per fortuna. E qua 81, anche la costruttori, stiamo andando alla grande. Buono. Soldini che arrivano. Ciao Mirko, ciao bello, andiamo all'ultima gara della diretta. Ok. Riparazione terminata, ormai non abbiamo più da fare un cazzo. Potenziamo, sì. Buono. Potenziamento fatto. Ok, chiudiamo con Singapore allora. Perfetto. 6, 3. 6, 6, 3. Componenti ci siamo. E andiamo a Singapore per l'ultima gara della diretta. Cosa combina? Alex sta vaneggiando, ragazzi. La cosa è abbastanza ufficiale. Diluvio. Mancava il diluvio. Istantaneo. Ok, secondi ottavi nelle libere, un po' come al solito. Tempo di merda veramente a Singapore.
Buono. Oh, setup. Allora, Pino lo lasciamo così. Buono. Proviamo così. Abbassiamo un po' qua. Scelta gomme così. Istantaneo. Sì, sì. Quell'usura può rompere i maroni. Secondi e quinti. Oh, bene, bene, bene. Lo Sharp comunque, mamma mia. Oh, che rottura di maroni. Guarda che diluvio. Tutti con le intermedie. Aspetta un attimo. Ma la pioggia non dura un cazzo. Ora mettiamo morbide gara. Morbide gara. Setup. E niente, purtroppo non va bene quello di Surikov. Ok, carica il carburante per 16 laps. Guarda quanto hanno sprecato però, che deficienti. Sono proprio capaci, però. 16. Cioè, ottimo ed è così. Questa non l'ho capita, comunque. Ok. 16. Ma che cazzo. 16. Oh, va bene, tutto al massimo per partire. Vai! Dai che andiamo. Vediamo Surikov, la partenza di Surikov sotto il diluvio. Non perfetta. Neanche Pino male. Forse tutti quanti hanno messo il bonus con le intermedie. Speriamo, però partenza veramente di merda, Non una grandissima partenza per Surikov. Forse sotto la pioggia non siamo così abili. Mancano 36 giri. Ne mancano un pochino. Ok, Surikov torna secondo. Le previsioni meteo danno poi asciutto. Qua è ancora umido. Per il momento teniamo così. Possiamo spingere al massimo perché tanto poi cambiamo le gomme, quindi fotte sega. Pino è quinto per il momento. Sì, Pino sul bagnato è una merda comunque, è vero. Surikov sta braccando la Sharp. Ricomincia a piovere. Questa non me l'aspettavo proprio però, Ancora leggera pioggia. E allora forse devo abbassare un po' le gomme. Cazzo, mi aspettavo subito asciutto io, vabbè. Addirittura diluvio. Sì, però la previsione la dava. Mamma mia, speriamo. Qua forse ho fatto la cagata. Vediamo, dai, vediamo. Pino è quarto per il momento. Al nono giro da asciutto comunque. Poi ancora un po' pioggia, Casino sta gara. Un vero casino. Il problema è che ho le gomme più usurate e questo non va bene. Grazie Tom Radelli, vediamo per Aerotrack. Mancano 30 giri. E le gomme di Pino sono messe male. Devo andare di asciutto con Pino, Sarà duretta sta gara, ragazzi.
a sto punto se poi ripiove mettiamo le soft. Aspetta. È prevista pioggia. È previsto bagnato di nuovo tra il 18esimo. Quindi tra 10 giri. Spingiamo a fondo con queste. Facciamo una sosta, facciamo uno stint veloce, proviamo. Proviamola così, che possiamo fare? Qui nei box. Vai Surikov, Surikov è il 29%. Quindi tra 10 giri. Ciao hater. Pit stop anche per Surikov. È un rischio, è un rischio. Proviamo. Provo le soft addirittura qua. Per 12 giri. Ma sì, rischiamola, fanculo. Possiamo permettercelo. Surikov per il momento in testa, ma ancora per poco. Surikov è secondo. Sta davanti a Pino sempre secondi e terzi. Adesso però Surikov mette addirittura le super soft. Vediamo. Vediamo chi ha ragione, ragazzi. Teoricamente dopo è riprevista pioggia. Bel rischio per il Kume che aveva tanti punti di vantaggio. Voglio anche tentare cose un po' rischiose. Ok. Vediamo cosa si combina Surikov con le super soft. Contro le medie teoricamente dobbiamo recuperare tantissimo sulla buona Sharp, insomma. Sì, correva veramente sui cerchioni il povero Surikov. Ok, siamo in condizioni d'asciutto. Adesso dobbiamo sperare nella pioggia. Se abbiamo sbagliato la strategia, chiaramente sono cazzi. Sono cazzi amari. Però teoricamente è riprevisto bagnato dopo. Dai Surikov, provaci a farla fare il sorpasso. Sarebbe importante superare la Sharp. Dai vecchio mio, dai. Niente, ora non ce la fa. Ricomincia a piovere, ricomincia a piovere. Ricomincia a piovere. Se possiamo spingere al massimo. Vediamo se riesco a fare almeno un giro così. Prevista pioggia, non per tantissimi giri però, Proviamo a mettere le intermedie, facciamo una strategia diversa qua subito, 16. Componenti e veloce. Ok. Cazzo, ho perso un pit stop, Dio Cristo. 16. No, per la prevista pioggia 18, 28. Allora facciamo così. Facciamo 10 giri. No, facciamo un po' di più magari. Facciamo 12 giri e così. Vai. Speriamo sia la scelta giusta, ragazzi. Preghiamo il Signor. Pino rimane terzo. Surikov sta pompando alla grande.
6 secondi di vantaggio sulla Sharp. Andiamo ai box. Attenzione però, la Sharp rimane con le medie. Speriamo bene. Speriamo bene, raga. È riuscito l'incidente, sì ragazzi, ma lo devo fare assolutamente per non perdere troppo. E attenzione, Shurikov ritorna primo. Errore per la Sharp. Errore della Sharp che non è andata ai boxi. Shurikov ne approfitta e godo. Ok. Vediamo Pino, però è molto indietro, mi sembra o no. No, Pino è vicinissimo alla Sharp. Mamma che strategia per il momento del Cume. Mamma che strategia. Strategia no azzeccata di più. Il secondo stint è stato perfetto. Adesso non dobbiamo sprecare l'errore. Non dobbiamo sprecare questa mossa geniale. Ma la Sharp va o non va ai box? Non si capisce la Sharp, sinceramente. La Sharp sta veramente sbagliando di qualsiasi cosa in sta gara. Vergogna Sharp, signori. Vergogna della Sharp. Noi siamo messi benissimo per il momento. Shurikov è veramente in vantaggio, ma anche Pino. Ottima strategia. Ci dobbiamo solo non sbagliare l'ultimo stint, che poi l'ultimo è tutto asciutto. 37, un po' di pioggia alla fine, però. La Sharp è veramente rischiato, ma secondo me è un rischio sbagliato. Dopo, per carità, ma ha ragione lei, però. Cazzo, sono... lei, sì, ciao. La batteria del tablet al minimo. Andiamo di Power Cats. Vai di Power Cats. Ok. Ottimo, vai. Allora, la Sharp rimane così. Ok, adesso... Quanti giri mancano? Ok, ancora umido. Pit stop, assolutamente. Mancano 13 giri. E vediamo se riusciamo a finirla così. Poi abbiamo il buon Pino. 13. 13. E ok. Dai, Suri, dai, Suri, dai, Suri. Surikov rimane primo chiaramente. E Pino mi rimane secondo, perfetto. Strategia perfetta, la Sharp rimane ancora con le medie, non so che cazzo veramente la Sharp, una Sharp scatenata. La Sharp vince. Ciao Francis. Ma speriamo di no, cazzo. La Sharp rimane ai box in maniera... Come cazzo fa? Non si sa. La Sharp... Ma come cazzo fa la Sharp per non andare mai ai box? Oh, manco mai. E adesso nella sosta l'abbiamo già fatta. Teoricamente. Insomma, Sharp a 19 secondi. Ha messo ancora le medie la Sharp. Ma che cazzo fa la Sharp? Quanti errori per la Sharp quest'oggi. Sinceramente non l'ho capita quella mossa della Sharp. Vai, speriamo in una bella doppietta. Vogliamo il doppiettone ignorante. Inizia il 30° giro, 8 giri alla fine. 8 laps. Comunque il porco di Piaget 13°, perché lo sapete ragazzi, Piaget è il più porco di Motorsport Manager, questo lo dovete sapere.
Sì, strategia di merda della Sharp. Assolutamente. Ciao Simo Zava. Errore clamoroso della Sharp. Cioè, proprio non abbiamo capito che cazzo ha combinato. E possiamo fare la doppietta, ragazzi. Speriamo. Un bel doppietone. Guarda qua i doppiati. Ma che cazzo. Fuori dalle balle. 6 giri alla fine. Però veramente stiamo... Cioè, riuscire anche in live a giocare così, veramente Motorsport Manager è il gioco del cume comunque, È il nostro game. Bello, cioè dobbiamo assolutamente finire la prossima diretta, finiamo la stagione. È giusto così, cazzo, cioè abbiamo cominciato con i piloti tarocchi, è troppo bello. Grazie Paio. Attenzione, avete ragione ragazzi. Ma la Sharp dove? Mi sembra un po' indietro la Sharp però, Sì, la Sharp è indietro, cazzo. Grazie Paio. Dai che stiamo veramente portando a casa una doppietta storica, E la seconda perché la prima l'ho fatta in quella live che dopo però... attenzione. Che dopo però non è andata a buon fine perché ha problemi di connessione. Speriamo bene, cazzo. 2 giri doveva essere la pioggia, marca troia. Per il momento non vado ai box, chiaramente. Ma poi adesso deve arrivare. Ciao Bode. Ok Bode, va bene vecchio mio. Ci sentiamo dopo. Vabbè, noi chiaramente cerchiamo di andare ai box. Andiamo pianino. Per non rischiare l'incidente. Pino, mi raccomando. E va a vincere Surikov, ennesimo successo, vogliamo il double. Oh. E Pino, signori, come è entrato in questo mondiale? Terzo, secondo. Mamma mia. Super Pino. Yes! Buon sushi, Bode, buon sushi. Molto bene, bravi ragazzi. Yes! Ma il mondiale è nostro. Pregare. Mi sembra molto dura sinceramente per gli altri, Ok. Si è quasi vinto matematicamente ormai. Guarda Pino, come... Cioè, Pino scatenato, cazzo. Costruttore alla grandissima. Buono, raga. Buono. Perfetto. Ottimo. Buono raga, le ultime 3 gare del mondiale e nel prossimo live Sydney, Rio e Dubai. Il mondiale è praticamente nostro comunque, Basta qualche punto e siamo campioni. Raga, io vi ringrazio, forse stasera, vediamo se durante la partita o dopo, però penso forse a metà magari andiamo su PES, però non sono sicuro, comunque vi aggiorno su Telegram e niente, vi abbraccio. Siete come sempre dei fenomeni e niente, ci sentiamo per questa sera. Un abbracciotto dal Cumendone. Ciao!